Allora, Presidente, siamo in un teatro, tra meno di 3 mesi il Veneto sarà teatro di uno show mondiale, vale a dire le Olimpiadi invernali. Allora, partiamo da qui, è una corsa contro il tempo, a che punto siamo e che impatto avrà sul Veneto, ecco, perché non è solo una competizione sportiva, un'Olimpiade. Innanzitutto grazie per l'opportunità e buonasera nuovamente a tutti voi. Vedete, le Olimpiadi, intanto se si fanno in Veneto, questo posso dirlo e nessuno mi smentisce, le si fanno grazie a me che ci ho creduto da solo all'inizio, ho portato avanti un dossier complicato, tutti mi dicevano che comunque non sarebbe mai accaduto perché pensate che fra l'altro queste Olimpiadi fissano un record, siamo l'unica regione al mondo che ha avuto per 2 volte le Olimpiadi, tanto per dare una dimensione. E le Olimpiadi si possono guardare da distante e anche in maniera distratta, ma se le guardiamo un po' più da vicino e parlo a un'assemblea di imprenditori, vi dico che per noi le Olimpiadi, al di là del nobilissimo evento sportivo, rappresentano 1. Il più grande evento al mondo, 2. Avremo 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo che ci vedranno, 3. Avremo 2 milioni di cittadini che verranno ai nostri territori, 4. L'ultimo studio di Banca Ifis, ma potrei citarvi gli studi di Bocconi, di Sapienza, di Ca' Foscari, l'ultimo studio, che è quello più fresco di Banca Ifis, dice che le Olimpiadi ci porteranno 5 miliardi e 300 milioni di euro di PIL. 4. Le Olimpiadi ci permettono di finanziare delle opere che altrimenti non avremmo mai finanziato. Abbiamo opere per 1 miliardo e 800 milioni di euro che sono la variante di Longarone, che sono la variante di Valle di Cadore, che fra l'altro è ultimata, la variante di Cortina. Pensate alla bretella ferroviaria di 8 km dall'aeroporto di Venezia, il SAV, il Marco Polo, fino alla stazione di Mestre. Avremo un treno ogni quarto d'ora che arriverà in aeroporto. Arriverà a meno 11 di profondità, a meno 11 metri. Avremo questo tunnel di 6 km che poi uscirà in piena campagna e quindi non correrà più in tunnel per altri 2 km. Ecco, tutto questo sono le Olimpiadi. A questo ci aggiungo, lo dico degli artigiani, che ho voluto con forza che la chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi fosse a Verona. Altra roba strana, mi dicevano che era impossibile, però alla fine lì i risultati li abbiamo portati a casa. Siamo a buon punto, sapete che le opere sportive sono le opere che noi dobbiamo garantire per il contratto che abbiamo firmato, direi che siamo pronti per l'evento, il 6 febbraio inizierà, chi vuole approfittare di questo evento avrà tutti gli strumenti per approfittarne, però avremo un abbrivio, avremo un nuovo rinascimento che sarà portato a questo grande evento del quale parlerà tutto il mondo, quindi direi che sulle Olimpiadi ci siamo e io sono veramente orgoglioso di aver fatto come ultima attività dei miei 15 anni di amministrazione aver portato a casa questo grande evento. Allora, Presidente, ha toccato il tema infrastrutture, siamo di fronte a una platea di imprenditori. Allora, parliamo in un paese, l'Italia, in cui le riforme sono difficili, in cui le opere sono difficili, perché è più facile dire no che sì. Siamo in una provincia in cui si è realizzata gran parte della superstrada pedemontana, è in corso di realizzazione la linea dell'alta velocità. Negli ultimi giorni abbiamo avuto notizie anche di una possibile apertura di Trento allo sbocco a nord della Valdastico. Vale la pena fare le grandi opere in questo paese, in Veneto? Sentite, quando io sono arrivato in Regione, il dato che era impressionante è che noi avevamo il 30% di strade in meno rispetto alla media nazionale, rapportato a tutta una serie di parametri. Allora, sentite, siamo la seconda regione per PIL, e questo è merito vostro, no? 180 miliardi di PIL all'anno questa regione, un residuo fiscale di 21 miliardi di euro che lasciamo a Roma, tradotto in soldoni, tasse che paghiamo che non torna a casa, 21 miliardi di euro. Penso che ci meritiamo di vedere un minimo di opere pubbliche sul territorio. Adesso io non ho mai coltivato l'odio sociale e il pensare che la decrescita felice sia l'unica soluzione per questa regione. Io ho sempre investito sulle opere, sulle infrastrutture in generale, sulle iniziative. Prendiamo come esempio la Pedemontana, che quella mi riguarda da vicino. Intanto è un progetto dei primi anni 90. L'attuale progetto che voi vedete è del 2002, è andato in gara nel 2006, è stato aggiudicato nel 2009,
ci hanno messo 3 anni, non perché si sono persi per strada, perché chi ha giudicato è stato un tribunale. A volte quando sentiamo qualche gruppetto di scappati di casa che fa le lezioni sulla pedemontana e vanno a dire agli amici degli amici, vi ricordo che chi è lì e realizza l'infrastruttura, o meglio l'ha realizzata, ha avuto mandato del tribunale per andare lì, perché c'erano 2 contendenti a fine di quella gara. Nel 2009 c'è l'aggiudicazione, i lavori iniziano nel 2011. Beh, se voi fate un calcolo, 2011 e consegna 2014 2024, scusatemi, sono 13 anni. Nei 13 anni abbiamo avuto il Covid di mezzo, abbiamo avuto un fermo lavoro importante, forse di un paio d'anni, perché c'è stato il problema finanziario o quant'altro. Vuol dire che noi abbiamo realizzato un'infrastruttura di 94 km e mezzo, più altri 68 km di strade accessorie che mai nessuno ricorda. Ma vi ricordo che se fate la pedemontana veneta e nella zona del Bassanese vedete un'altra autostrada, che sono tutte strade libere che noi abbiamo fatto, che nessuno le mette nel conto. 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, 36 comuni attraversati, 14 caselli in 9 anni. Questo è anche un fatto di efficienza e penso che nessuno mi potrà smentire che oggi il tracciato della pedemontana a parità dei vecchi percorsi significa per noi risparmiare almeno metà del tempo. Vi annuncio ufficialmente che abbiamo passato abbondantemente gli 85.000 veicoli al giorno, dei quali il 40% sono di mezzi pesanti, quindi vuol dire che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. E poi per le imprese dimenticavo nel range dei 25 km 2 volte al giorno la riduzione del 60% del pedaggio, il che significa che i nostri lavoratori o gli utilizzatori che aderiranno a questo percorso dei 25 km pagheranno il pedaggio, che è praticamente una tariffa che è inferiore a quella della 4. Dopodiché le infrastrutture, cari signori, bisogna farle, bisogna pagarle e bisogna utilizzarle. Qualcuno dice, ma già non è in attivo. Premesso che nel piano economico l'attivo lo raggiungiamo al 9° anno e non l'ho fatto io il piano economico, il business plan. Ma voglio anche ricordare che bisogna avere anche un minimo di visione, voi imprenditori me lo insegnate. Pensate che l'autostrada, la Venezia-Milano, la 4, sapete in che anno è stata realizzata? Nel 1949. Secondo voi quante auto c'erano nel 1949? La Confartigianato esisteva da 4 anni. Era finita la guerra da 4 anni, perché il Confartigianato di fatto si fonda con l'anno della chiusura della Seconda Guerra Mondiale. Non c'erano patenti, non c'erano auto, ma qualcuno che magari un minimo di lungimiranza ha detto ma prima o dopo servirà anche a sta strada, e quindi noi con la pedemontana diciamo che prima o dopo arriveremo anche a pensare che ci vorrà la terza corsia, fidatevi. E questo è un territorio, anche il Vicentino, in particolare il Vicentino, che vive naturalmente anche in un equilibrio delicato rispetto alle risorse naturali. È un territorio che ha avuto 15 anni fa un'alluvione, è un territorio che ha subito il cosiddetto inquinamento da sostanze FAS. Allora, tra infrastrutture e sanità, tra impresa e salute, qual è il ruolo della Regione su questi versanti? Intanto sui FAS vorrei dire una roba, perché leggo a volte delle ricostruzioni che sono fantasiose. Noi veniamo a conoscenza dei FAS perché il CNR scrive, non solo a noi, scrive a un bel po' di realtà in giro per l'Italia, ma ci manda una mappa con dei puntini rossi, quindi degli alert, e dice avete le falde inquinate in queste zone, non solo il Veneto. Se qualcuno volesse avere quella mappa ve la posso anche mandare. Sembrava, avete presente un'Italia impallinata da un colpo di schioppo, no? Con pallini un po' dappertutto. Siamo in aprile 2013. Io faccio istruire subito una pratica, segnalo alla Procura di Vicenza quello che stava accadendo e iniziamo sto percorso, cercando di capire da dove, come risolvere il problema, che non è di facile soluzione. E nel frattempo cosa abbiamo fatto? Come fa sempre i Veneti? Abbiamo dato vita, ho speso quasi 8 milioni di euro, ho deciso di investire, posso dire, 8 milioni di euro per fare l'unico laboratorio nazionale in grado di fare le analisi. Perché il problema è che non c'era una realtà che riusciva a fare le analisi concrete.
Siamo diventati la prima e unica regione d'Italia che ha posto il limite di FAS nelle acque a 0. Vi ricordo che chi beve l'acqua in Veneto fa così, la beve e dice questi che ha messo 0 del FAS e vado tranquillo. Se esce dai confini del Veneto non ha la certezza di non bere il FAS, perché ancora non c'è il limite. Abbiamo fatto un nuovo acquedotto per portare l'acqua da monte nelle zone, diciamo, colpite, e penso che questo sia uno dei tanti interventi che abbiamo fatto, non ultimo quello di avere affiancato la Procura in questa mega, diciamo, causa sulla vicenda Miteni, dove noi ci siamo costituiti, abbiamo, insomma, la sapete poi meglio di me la storia. Sanità è una roba seria, penso che lascio questa regione con una sanità che è la migliore d'Italia, tutti i parametri al top, è una sanità che ha 64.000 dipendenti, è una sanità che dei 64.000 dipendenti ne ha 12.000 medici, pensate che in Italia mancano 50.000 medici in questo momento e a noi ne mancano 3.500 di quelli che potremmo e vorremmo avere. Una sanità che comunque eroga 80 milioni di prestazioni all'anno, una sanità che ha 2 milioni e mezzo di accessi a pronto soccorso, è una sanità che ha delle eccellenze che sono uniche. In questi anni, caro direttore, abbiamo investito sul fronte di tutto quello che sono le macchine, no? Io ho sempre avuto sto pallino di dire dobbiamo comprare sempre le ultime novità e quindi noi veneti siamo indagati da macchine veramente molto performanti, a volte ce n'è una in Europa, ce ne sono 3 al mondo e noi c'è uno dei 3. E dall'altro anche aver investito moltissimo su quello che sono le infrastrutture della sanità, quindi gli ospedali. Vicenza ne è un esempio col San Bortolo, piuttosto che il Sant'Orso, Montecchio Arzignano e molto altro ancora. E quindi penso che è una sanità che, il Policlinico di Padova, insomma, sto qua a farvi la lista. Abbiamo fatto grandi investimenti e questo va a beneficio della salute dei cittadini. Sulle liste d'attesa siamo usciti dal Covid con 500.000 persone in lista d'attesa, oggi ne abbiamo meno di 6.000. E io la bacchetta magica non ce l'ho, però vi ricordo 80 milioni di prestazioni sanitarie che ogni anno vengono erogate. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti di questa conversazione. Ci avviciniamo al voto, siamo in campagna elettorale. A proposito, dov'è il leoncino che abbiamo visto girare? È in giro per Vicenza, prossimo video. E vogliamo mettere un po' di pepe agli argomenti di questi giorni, perché ci siamo svegliati nel fine settimana con una lezione di storia sugli anni 20, 30, 40 fatta da un generale prestato alla politica. Sulle leggi razziali, Presidente, lei è d'accordo? Va fatta una revisione? Ma guardi, io dico quello che ho sempre detto sulle leggi razziali, penso che sia una schifosissima pagina e terribile pagina della nostra storia. Nel 1938 con le leggi razziali abbiamo toccato veramente il fondo come umanità. Le leggi razziali hanno dato supporto a un genocidio che è unico nella storia dell'umanità, no? 6 milioni di ebrei sono stati mandati a morire nei campi di concentramento e assieme a loro, cosa ancora terribile, omosessuali, disabili e zingari. Questa è la storia della fine, della coda e della fase terminale delle leggi razziali. Io penso che non ci sia motivo di revisionismo, perché comunque la storia è chiara, tantomeno di cercare di andare a mettere puntini sulle i dicendo che il Parlamento le ha votate e non c'era solo uno responsabile. Bene, aveva un Parlamento di lazzaroni, perché votare una roba del genere vuol dire veramente... Vuol dire veramente non capire cosa si è fatto. Guardate, in quei campi di concentramento sono morti giovani, anziani, bambini, donne incinte. Ci sono storie, dovreste leggere i rapporti di quello che è accaduto in quei campi di concentramento. Quindi direi una precisazione inutile in un momento nel quale bisognerebbe solo chiedere scusa. Non siamo noi i diretti responsabili, ma il nostro Paese si è macchiato di una cosa e ha aperto una ferita che, diciamo, difficilmente si rimarginerà con velocità. Pensiamo solo che ancora oggi ci sono dei superstiti dei campi di concentramento o dei figli di persone che non sono più tornate dai campi di concentramento o fratelli e sorelle di ragazzi che sono entrati nei campi e sono finiti poi nei forni crematori.
Grazie davvero a Grazie, Luca Zaia, buona serata. grazie di essere stato con noi questa sera. Grazie Presidente.